Sarebbero dovuti essere questi i giorni della discesa dalla cima e del rientro in Italia per la spedizione Pambari Q7, giorni di racconto e di emozione per aver raggiunto una montagna di quasi 7.000 metri sul massiccio dell'Himalaya in Nepal. Il rientro invece sarà nel segno del lutto. Lassù al campo base 1 hanno perso la vita Stefano Farronato e Alessandro Caputo, trovati martedì mattina nella loro tenda sepolta sotto la neve. L'unico in salvo è Walter Perlino, capo spedizione, fermato da un malore. Le salme dei due italiani sono state ricomposte e recuperate dalle autorità locali grazie ad un'intensa e non semplice attività di soccorso che ha dovuto affrontare le difficoltà legate al maltempo che aveva colpito la zona nei giorni scorsi con forti venti e tormente di neve. Anche il console generale d'Italia a Calcutta, Riccardo Dalla Costa, competente per il territorio del Nepal, è arrivato nella capitale Kathmandu per coordinarsi direttamente con le autorità e le squadre di ricerca nepalesi in stretto collegamento con la Farnesina. Nel paese asiatico arriveranno anche i familiari delle vittime, 3 in totale, quelle accertate tra i nostri connazionali. Della famiglia Farronato, da Cassola, sono in partenza Martina, una delle sorelle di Stefano, e Angela, la compagna con cui viveva a San Zeno di Cassola. Il sindaco Gian Antonio Stangerlin ha confermato la proclamazione del lutto cittadino in occasione della cerimonia funebre che sarà fissata appena sarà dato il nulla osta al rientro dei resti dell'alpinista.